Credo che sia molto importante pensare oggi rapidamente anche a un cambiamento del nostro modello di sviluppo, a quello che il capitalismo ha portato, le grandi disuguaglianze e poi soprattutto il tema della salvaguardia del pianeta. Molti vedono questo aspetto come un costo. Io ritengo sia anche una grande opportunità e lo sia per l'industria italiana che è particolarmente attiva sulle fonti energetiche rinnovabili. Siamo il terzo paese europeo per produzione di prodotti legati all'energia rinnovabile, il secondo esportatore dopo la Germania, quindi già partiamo da una posizione privilegiata, da una posizione di forza. È chiaro che il mercato mondiale sarà costantemente in crescita, anche quando avremo più percezione di questo problema da parte dell'India, della Cina, e già gli Stati Uniti di Biden stanno mostrando più attenzione, quindi possiamo avere la possibilità di essere dei forti leader. E poi l'altra grande tematica del mio intervento è quella della formazione. Le persone devono essere al centro di questo processo di trasformazione, dobbiamo lavorare di più per la loro formazione, anche perché può diventare un'importante prospettiva di crescita e di impiego di persone, e questo è molto positivo in un paese che vede una disoccupazione giovanile così ampia come l'Italia.